Il colpo da 60.000 euro dell'8 gennaio alla Banca Popolare di Vicenza di Caerano, quindi quello da 55.000 euro alla Monte Paschi di Cornuda. Stesse modalità ma rapinatori diversi che facevano però capo a un'unica organizzazione radicata nel catanese. Dopo mesi di indagini i carabinieri di Montebelluna hanno arrestato 3 dei responsabili. Luca Sinatra, 23 anni, autore della rapina a Caerano insieme a 2 complici di 22 e 49 anni denunciati a piede libero. Sebastiano Spampinato, 30 anni, e Marco Artino, 24, in azione invece a Cornuda insieme a una 27enne francese poi denunciata. Lo spunto per catturarli, l'arresto dei 2 complici di Sinatra il 20 marzo a Pistoia. 2 rapine con ostaggi perché naturalmente questo gruppo criminale aveva ormai un modus operandi efficace che portava in essere in tutti i territori in cui compivano i loro reati. Il 27 marzo la banda aveva tentato di rapinare nuovamente la banca di Caerano. Solo la caparbietà del direttore ha consentito che loro desistessero dal commettere un'ulteriore rapina per poi commetterla il giorno seguente nel comune di Cornuda. Per i carabinieri sarebbero tornati a breve in azione nella Marca, ora non potranno più nuocere. In questa provincia riusciamo ad avere sempre il 100% dei risultati positivi in questo tipo di reati. Qui devo anche citare la collaborazione molto fattiva dei colleghi di Catania, con i quali abbiamo lavorato in maniera molto stretta e ci ha consentito di arrivare a concludere questa operazione in maniera brillante.